Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi e ben trovati con questo nuovo appuntamento con il calcio importante, quello della Serie B, quello della Serie C, che ci vedrà protagonisti da qui fino a fine campionato. È un piacere ritrovare il palcoscenico regionale e farlo soprattutto a Teleeuropa Network, grandissima realtà regionale. Insomma, ci occuperemo di B con Crotone e Cosenza, ma poi scenderemo di categoria con la Serie C, con le formazioni calabresi impegnate in questo campionato. Daremo un occhio attento anche agli altri gironi della Serie C in ottica playoff. Ed allora iniziamo subito. Ovviamente il mio compagno di squadra lo conoscete già da anni, Attilio Malena, ben ritrovato. Ciao Attilio. Buonasera a tutti. Sì Paolo, entriamo nei tempi supplementari, lì dove molto spesso si fa la differenza. Siamo pronti a questa nuova sfida, un ben trovati anche da parte mia, gli argomenti e la carne al fuoco come sempre. C'è tanto di cui parlare, tanto di cui disquisire, e oggi più che mai in tema di calciomercato. Ben trovati. Assolutamente, poi ovviamente durante il corso delle settimane avremo anche i protagonisti qui insieme a noi delle maggiori formazioni calabresi addette ai lavori. Era la prima puntata, la puntata 0, e lo abbiamo fatta insieme ad Attilio. Avremo dei collegamenti importanti fra poco con ospiti altrettanto importanti. Però siamo in clima calciomercato, siamo davvero a pochi giorni dal gong, dalla chiusura del mercato invernale. Ed allora insomma Attilio, se sei d'accordo, andiamo un po' con una carrellata rispetto a quello che è subito il campionato cadetto. Ci sono tantissime novità, tanti colpi, tante trattative, e allora subito raffica sulla Serie B partendo dalla capolista per terminare fino all'ultima in classifica. Novità importanti soprattutto per quanto concerne il discorso legato a Fabio Ceravolo, uno che ha dimostrato con i gol e con i fatti di poter spostare gli equilibri in Serie B. Accordo raggiunto in giornata con la Cremonese per un prestito con obbligo di riscatto, arriva dal Parma. La Cremonese lo ha strappato ad una folta concorrenza, tra cui il Benevento. A proposito di Benevento, in giornata è arrivato il via libera, il sì definitivo di Krisedig a sposare il progetto guidato da Christian Bucchi, trattativa anche questa in via di definizione, così come manca solamente il crisma dell'ufficialità per il trasferimento di Mancosu, centrocampista che ha fatto benissimo nella prima parte di stagione con il Lecce di Fabio Liverani al Cagliari. 600.000 euro cash più il prestito di De Jola al Lecce. Lecce in giornata assolutamente scatenato, assalto a Pucciarelli. C'è anche il sì di Tumminello, che in un primo momento sembrava veramente vicino al Pescara. Non è finita qui, perché il Crotone si sta scatenando, entreremo nel merito tra pochissimo. Arriva il sì definitivo, prestito secco di Nicola Polli per la difesa. Non è più una notizia invece l'arrivo di Stefano Pettinari, un ritorno dopo gli addii di Budimir in direzione Mallorca e di Stojan, che ha rescisso il contratto per ritornare in patria alla Steaua Bucarest. Attilio, per rimanere in tema Crotone, no? Abbiamo fatto un po' di nomi sul campionato cadetto. Il Crotone sta di fatto rivoluzionando un po' l'organico, no? I vari Budimir, Stojan, Martella, vicinissimo tra l'altro al Perugia. È sicuramente una strategia quella della società pitagorica, che si è resa conto evidentemente che gli uomini sui quali ha puntato quest'estate erano sicuramente altisonanti, però poco funzionali al progetto cadetto, no? I risultati e soprattutto la classifica in questo momento certifica questo. Assolutamente, più che altro di dare un taglio netto riproponendo il passato e dando addio al passato. Una strategia sicuramente inusuale, ma che il Crotone ha intrapreso con grande percezione di quello che fa sin da subito, sin dai primi giorni del mercato di gennaio. Si è voluto dire addio a due calciatori che non hanno sicuramente reso per come ci si aspettava. Uno è Adrian Stojan, l'altro è Ante Budimir. Ci sono richieste, lo hai detto benissimo tu, quella del Perugia, forte, pressante, per Bruno Martella, così come quella per Simi, proveniente dallo Sporting Lokeren e dall'Anderlecht in Belgio. Prima però arrivano i colpi, abbiamo parlato di Spolli, abbiamo parlato di Stefano Pettinari, si pensa anche a Leonardo Capezzi, un altro possibile ritorno per il centrocampo che piace anche al Pescara in caso di addio di Brugman e piace anche allo stesso
Perugia. Si è cercato di ricucire in questo momento Alex Cordaz, resta un patrimonio, resta il difensore dei pali del Crotone. Ripeto, sicuramente una strategia inusuale per un Crotone che si proietta a una seconda parte di campionato molto complicata da affrontare. Questa è senza dubbio la sessione di mercato più delicata degli ultimi 20 anni a questa parte per la formazione dei fratelli Vrenna, di Raffaele Vrenna, direttore generale, e soprattutto del direttore sportivo Beppe Orsino. Per rimanere in tema cadetto, Attilio, abbiamo detto del Crotone, ma insomma tempi supplementari mira a guardare nella sua totalità il campionato, cercandolo di analizzare anche un po' sulla scorta di quello che noi abbiamo come esperienza sul nazionale. C'è un nome caldo, un nome che spesso abbiamo fatto, Attilio, per giugno, però pare che nelle ultime ore si sia un po' intensificato il rincorrersi di voci che vogliono Tonali già via a gennaio da Brescia. Facciamo un po' il punto della situazione su quello che in questo momento è sicuramente il prospetto più importante che il calcio italiano abbia offerto. Sì, soprattutto in Serie B, ma su Sandro Tonali in questo momento il presidente Massimo Cellino non ne vuol sapere assolutamente di rinunciare al suo gioiello numero uno, ma un Brescia che fino a questo momento è la grande sorpresa, forse non tanto sorpresa per la campagna acquisti che ha portato avanti, non tanto sorpresa per il rendimento, ma sorpresa sicuramente per l'impatto di Eugenio Corini, profeta in patria fino a questo momento. Il Brescia ha le idee chiare, quella di non smembrare un gruppo che sta facendo benissimo in campionato. Su Tonali è chiaro che ci siano diverse società, c'è la Juventus, c'è l'Inter, c'è anche la stessa Roma, ma la società che in questo momento sta pressando più di tutti per cercare di accaparrarselo, soprattutto in ottica estiva, in ottica giugno, è il Milan che sta cercando di svecchiare ancora ulteriormente la rosa, è vicino anche al classe 2000, nota immagine giallo dello Sporting Lisbona, ma la valutazione di Sandro Tonali è una di quelle valutazioni da capogiro. Si è impennata improvvisamente nel giro di una stagione, si è passati dagli 8-10 milioni di euro di una stagione e mezzo fa fino ai 25 milioni di euro che oggi chiede Massimo Cellino per cercare di intavolare una trattativa, quindi a gennaio sicuramente Tonali non si muove. Sia anche un po' doveroso, Attilio, no? Il Brescia è in piena lotta promozione, insomma è una di quelle concorrenti al salto di qualità o per la promozione diretta o attraverso i playoff. Privarsi del genio e sregolatezza Tonali in questo momento lo si fa chiaramente solo per una contropartita esclusivamente economica. No, un'offerta irrinunciabile, anche perché il Brescia ha un bilancio florido, non ha assolutamente bisogno di vendere. La accoppiata Cellino-Marrocco sta funzionando nuovamente dopo aver fatto molto bene a Cagliari. Ripeto, gli obiettivi sono importanti sin da questa stagione. In attacco c'è un certo Alfredo Donnarumma che in Serie B in termini di gol è una garanzia, c'è Torregrossa, tra l'altro ex Crotone, dotato di una tecnica importante, gol, fisicità, dà comunque reparto ed è forse la sorpresa più bella del Brescia di Eugenio Corini quest'oggi, in questo momento ovviamente nel campionato cadetto. Ci fermiamo per un attimo, solo per un attimo, Attilio, sul concetto riguardante il calciomercato, anche perché è un po' tempo di bilanci, no? Si riprende, il 20 è già campionato, 19 e 20 gennaio sarà già Serie B, però insomma si può già trarre un primo bilancio rispetto a quello che è stata la prima parte di campionato. Una prima parte di campionato che ha visto un inizio un po' stentato da parte del Palermo con il cambio tecnico in panchina, con Roberto Stellone che ha di fatto concretizzato al massimo quello che è stato fino adesso il campionato dei rosanero. Con il minimo sforzo il Palermo riesce a vincere le partite. Come si fa quando vuoi vincere il campionato? Il Palermo adesso è in una situazione, quando è finito il girone d'andata, di privilegio rispetto a chi vuole vincerlo questo campionato. No, il Palermo è la classica squadra di Serie B, no? Una squadra che riesce a vincere pur non convincendo del tutto. Io credo che abbia dimostrato nella prima parte del campionato di essere forse la formazione più pronta per il salto di categoria. Il grande merito di Roberto Stellone, che non ha sbagliato praticamente nulla dal suo riavvento dopo l'addio di Tedino, è stato quello sicuramente di sapere estraniare il gruppo da tutto quello che accadeva intorno. Il passaggio di proprietà da Zamparini al famoso fondo inglese che non si è ancora manifestato, per dire la verità, in tutta la sua entità. È rimasto Rino Foschi, che è comunque una garanzia, una vecchia volpe in termini di calcio
mercato, ma 37 punti in classifica, 5 punti in più della seconda in classifica fanno emergere un dettaglio importante che poi alla fine può fare la differenza. Palermo campione d'inverno, ma un Palermo che oggi è sicuramente la favorita numero uno per forza del progetto, per soprattutto quanto dimostrato in campo di poter fare, ripeto, ancora una volta il salto di categoria in una categoria mai come quest'anno, imprevedibile, difficile, condizionata soprattutto da tutto quello che è accaduto in termini estivi, e ricordiamo che anche il Crotone, credo, ritornando in tema regionale, si porti dietro degli strascichi del tormentone Serie B, del tormentone Chievo che abbiamo anche affrontato qui proprio da questi studi anche quest'estate. Assolutamente, però è anche vero che ci sono delle grandi deluse fino al momento del campionato. Il Crotone è una sicuramente di questa, l'obiettivo primario era quella di ritornare o comunque di lottare per un pronto ritorno in massima serie. I fatti purtroppo non danno ragione alla società pitagorica, ma ci sono altre deluse del campionato, Attilio, prima di analizzare quello del Cosenza. C'è un Benevento e c'è un Verona sicuramente dalle quali ci si aspettava sicuramente il piede sull'acceleratore rispetto al campionato che Scaligeri e sicuramente i giallorossi fino al momento hanno condotto. No, sono due squadre che per un motivo o per l'altro non hanno dato quella continuità necessaria ad essere lì a giocarsela con il Palermo. Il Verona non ha fatto il definitivo salto di qualità. Io sinceramente non ho capito molto la gestione molto spesso di Fabio Grosso per quanto concerne soprattutto la questione dell'attaccante di Giampaolo Pazzini, che poi quando buttato nella mischia ha dimostrato di poter fare la differenza come sempre fa con l'esperienza e con i gol. Il Benevento credo abbia subito tanto, ha grandi idee come spesso succede per le squadre guidate da Cristian Bucchi, ma anche il Benevento non ha trovato la continuità. Entrambe le squadre sono protagoniste sul mercato di gennaio con innesti importanti. Il Benevento ha sperato di poter riabbracciare nuovamente Fabio Ceravolo, ma la richiesta molto alta di circa 3 milioni di euro del Parma ha complicato le cose. Il Benevento, lo abbiamo ribadito qualche secondo fa, ha voluto rimettere un rinforzo importante per il centrocampo, un'alternativa di qualità al già forte e competitivo Nicolas Viola, ovvero Lorenzo Crisidic. Quindi credo che le deluse dell'alta classifica, che comunque sono lì in zona playoff, e sono assolutamente la Sverone Benevento, mentre credo che la delusa più che altro per come ci si aspettava da Mandorlini e Rastelli, che è un'autentica certezza della categoria, penso sia la Cremonese, che la sta facendo da padrone in questo mercato di gennaio. Strizzolo, Ceravolo, l'arrivo di Soddimo strappato al Frosinone, la trattativa e l'offerta da 1,5 milioni al Frosinone per strappare Ciofani testimoniano quanto la Cremonese voglia cercare di rimescolare le carte in questo campionato. La bella sorpresa è sicuramente il Pescara che insomma si è consolidato in classifica, sorpresa perché insomma dopo la delusione degli ultimi anni, insomma, quando poi rinnovi magari i punti soprattutto sui giovani, il rischio è quello magari di ritardare questo processo insomma di crescita. Invece il Pescara sta dimostrando con i fatti di aver creato un giusto mix fra giovani e gente d'esperienza che l'ha portata di fatto a lottare per il primato in classifica. No, hai detto benissimo, sposo in pieno la tua linea, il giusto mix tra gente d'esperienza, gente che conosce pregi e difetti della B e gente che si è riproposta al grande calcio. Faccio un esempio su tutti, quello di Gravillon, scaricato dall'Inter, rimesso a posto in tutti i suoi pregi e difetti, anche in questo caso Gravillon, e Gravillon che ha risposato nuovamente il progetto dell'Inter. In estate verserà tra gli 8 e i 10 milioni di euro per riportarlo alla base. Questo testimonia come Pescara sia un ambiente sano per poter far calcio, sulla falsariga degli Insigni, sulla falsariga di Immobile. Con Beppe Pillon si è pensato al campo, poco alle telecamere, il giusto mix, come dicevi tu, da Campagnaro, ma il grande segreto di questo Pescara, secondo il mio modesto punto di vista, è il centrocampo. Un grande centrocampo con Memushai, Brugman di grande qualità, con anche Machine, e indubbiamente l'apporto di Beppe Pilloni in termini di esperienza, in termini di tranquillità e per quanto concerne la società di unità di intenti a far spiccare nuovamente il volo al Delfino. È sicuramente il presidente Sebastiani che da parte sua ha messo sicuramente grande stabilità, grande capacità. No, va fatto sicuramente un plauso, anche qui cercando di ritornare, di riavvolgere il nastro, ricordiamo l'auto incendiata di Sebastiani, e oggi Sebastiani è più saldo che mai al timone del Pescara nonostante tutto quello che è accaduto, quindi un plauso va fatto sicuramente a Sebastiani per non aver mollato, anzi per aver raddoppiato. Assolutamente, tutto questo per far capire anche un po' il quadro della situazione, il quadro poi nel quale collochiamo il Cosenza.
Cosenza che lotta per la permanenza, l'obiettivo di inizio stagione è quello, magari anche all'ultima giornata, però insomma l'obiettivo rimane quello. Tutto sommato questo girone d'andata ha di fatto dato come dire, Attilio, i responsi. Il Cosenza insomma è in linea e al di sopra, anche se leggermente rispetto alla zona retrocessione. Si poteva fare di più, ma poteva anche andare peggio. C'è però un aspetto che preoccupa i tifosi, Attilio, ed è sicuramente il fatto che a lottare per non retrocedere dietro ci siano Foggia e Crotone. Sono due formazioni che sicuramente hanno investito in questo momento tanto sul mercato, hanno sicuramente una base di partenza che era quella di un altro tipo di campionato. Nell'analisi ci può stare il fatto che da un lato abbiano delle rose, delle società in grado di competere per altri obiettivi, dall'altro però quando non sei abituato a quel tipo di obiettivo diventa difficile poi ottenerlo. No, rispetto per tutti, paura di nessuno, e questo è stato il grande grido di battaglia di Piero Braghi e i suoi uomini. Io credo che il giudizio sia ampiamente positivo sulla prima parte del Cosenza, 19 punti in classifica, lo hai detto benissimo tu, Foggia, Crotone, con gente di qualità. Il Cosenza ha praticamente rivoluzionato la sua rosa con 13 innesti dal mercato estivo. È chiaro che anche qualche innesto può essere fallito, tanti calciatori non hanno dato quanto ci si aspettava, ma alla fine quello che conta a 360 gradi è poter raggiungere e poter guardare al futuro con un certo ottimismo. Il Cosenza può farlo perché il Cosenza ha sempre dimostrato di avere un'identità, il Cosenza ha sempre giocato alla pari con tutti, mai perdendo forse nettamente, qualche forse in occasioni sporadiche, mi viene in mente solo la gara contro lo Spezia su tutte, però io credo che il Cosenza abbia da sé una carta da cui poter giocare. Però questo, Attilio, non deve sicuramente far perdere di vista l'obiettivo, e l'obiettivo lo raggiungi anche attraverso come ti muoverai da qui fino alla fine del calciomercato. Dovremmo avere in collegamento telefonico però il nostro primo ospite di questo primo appuntamento con tempi supplementari, e dovremmo avere al telefono il presidente del Crotone, Gianni Vrenna. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Ecco, grazie per aver accettato il nostro invito, Presidente. Dicevamo che insomma, il bicchiere sicuramente in questo momento è mezzo vuoto, si era partiti con sicuramente gli obiettivi diversi rispetto a quello che oggi il Crotone riesce ad esprimere in classifica, però è anche un segnale chiaro quello che avete dato, Presidente, un cambio un po' di rotta anche rispetto alle scelte iniziali, dettate dal fatto che forse molti di quegli uomini che oggi magari stanno andando via non si sono di fatto adattati a quello che era il campionato cadetto? Sì, direi che il bicchiere non è proprio mezzo vuoto, è vuoto del tutto. Il fatto che, le spiego, la difficoltà che noi abbiamo avuto quest'anno è che ad agosto ancora non sapevamo che tipo di campionato fare, se quello di A e quello di B. Avete seguito tutti quanti le vicende che ha vissuto il Crotone con la questione del Chievo Verona per le plusvalenze, e quindi ci siamo trovati nelle condizioni ad agosto di non sapere eventualmente che tipo di squadra allestire. Ci siamo ritrovati con quasi tutti i calciatori che hanno disputato il campionato di Serie A, e molto probabilmente anche loro erano convinti di disputare il campionato di massima serie, non si sono trovati nella realtà della B, e alla fine il risultato è stato questo, però speriamo con il mercato di gennaio di poter riparare. Ecco Presidente, il Crotone però può puntare sicuramente sul vero valore aggiunto che è la società pitagorica, che è abituata alla sofferenza, è abituata sicuramente a non mollare mai anche in momenti particolari, difficili. Ricordiamo insomma la stagione del Gasp, no? Dove davvero sembrava tutto finito, invece arrivò poi la salvezza. Quanto state lavorando oggi sulla psiche dei calciatori che rimarranno e quelli che arriveranno, perché chi sposa questa causa sa che deve gettare il cuore oltre l'ostacolo per ottenere e salvaguardare quello che è un patrimonio della regione, quindi in questo caso la Serie B. Assolutamente, abbiamo un po' sfoltito la rosa con dei calciatori importanti, vedi Stojan, Faraoni, vedi lo stesso Budimir. Adesso andremo a coprire questi ruoli con altrettanti giocatori importanti però che abbiano degli stimoli diversi, ecco.
Adesso abbiamo fatto la prima operazione oggi, ne abbiamo anche altri in campo, abbiamo portato a casa Spolli, calciatore importante, che tutti conoscete. Sì. Abbiamo altre 2 o 3 trattative in corso che speriamo di chiudere nel trasferire al massimo domani. Attilio. Sì, Presidente, dando per certo appunto l'arrivo che ha confermato qualche secondo fa lei di Spolli e anche quello di Pettinari, quale potrebbe essere una possibile sorpresa del Crotone in questo mercato? Magari il sostituto di Stojan, e poi state pensando anche all'arrivo di un centrocampista con un 9 nuovo e anche qui di un possibile ritorno? No, Krisetic non ha rifiutato Crotone, per cui siamo su altri calciatori. Sicuramente devono portare a casa un centrocampista e altri 2 attaccanti. Assolutamente. Presidente, questo è il momento di stringersi intorno alla squadra, di fare quadrato. Cosa si sente di dire, insomma, alla tifoseria che si appresta a ripartire questo fine settimana con il girone di ritorno, un girone di ritorno che deve sicuramente vedere, insomma, la squadra reagire, ma ha bisogno sicuramente anche del pubblico, la sua formazione, per cercare di dare quel qualcosa in più che già però si è intravisto, per esempio nella sconfitta, nella bruciante sconfitta dell'ultima giornata. Sì, è quello che mi va di trasmettere ai nostri tifosi, e che non lasceremo nulla al caso. Vogliamo assolutamente mantenere la categoria, perché per noi è fondamentale e importante. Niente, tutto il mio impegno affinché possiamo nel mercato di gennaio mettere a disposizione dell'allenatore calciatori di categorie che sposano la causa Crotone in questo momento. L'ultimissima curiosità da parte mia, Presidente, cercando di andare appunto nella notizia: le situazioni di Simi da una parte e di Martella dall'altra, anche loro sono in partenza? No, al momento no, Simi rimane con noi, come diceva prima stiamo per chiudere Pettinari, chiuderemo un altro attaccante, siamo in questa settimana, la settimana prossima. Come dicevo prima, il centrocampista abbiamo già 2 o 3 contatti importanti, dovremmo definire da qui a breve. Se non riusciamo questa settimana, perché siamo già giovedì, ma conto settimana prossima diciamo di aver chiuso tutte le operazioni. Ecco. Grazie Presidente per essere intervenuto a tempi supplementari, ovviamente le auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo per il giro di ritorno del suo Crotone. Un abbraccio, Presidente. Grazie a voi. Grazie. Bene, era il Presidente del Crotone. No, un quadro abbastanza generale, ha gettato le basi per altri colpi. Ne abbiamo parlato anche dalle colonne di Calciomercato Report di Tutto B, 2 operazioni abbastanza battezzate, quelle che riguardano Spolli e Pettinari. Adesso si attende il colpo, l'assalto definitivo al centrocampista, e poi ha svelato anche 2 attaccanti. Quindi attenzione, perché il mercato del Crotone potrebbe riservare molte sorprese sui centrocampisti. Teniamo sempre in caldo il nome di un possibile ritorno, ripetiamo, quello di Leonardo Capezzi, che non è assolutamente da escludere, ma Spolli sicuramente in prestito secco è un calciatore che, se si presenta come Spolli ci ha abituati in Italia, è sicuramente un grande colpo. Assolutamente, poi diciamolo chiaramente, il mercato, quello che oggi certifichi come verità assoluta, fra un'ora, no, fra 30 secondi può essere è già cambiato, quindi no? Insomma su Simi è ovvio che se dovesse presentarsi un calciatore di categoria, un calciatore che conosce bene e sa sicuramente adattarsi alla lotta per la sopravvivenza. Ma io credo che sia anche l'impellenza, visto che si torna a giocare e ripresentandosi con Pettinari, che è pronto per giocare, ma bisogna avere anche un'alternativa, visto che è andato via Budimir. Credo che possa essere legato anche a quello, perché l'Anderlecht sta spingendo in queste ore. Assolutamente. E allora stavamo entrando in zona Cosenza, lo abbiamo già fatto, però entriamo in zona Cosenza anche sul calciomercato, Attilio, perché insomma io credo che le operazioni da effettuare in questo momento per il Cosenza siano almeno 3 certificate. Poi è chiaro che dalle uscite dipenderanno le entrate, però io credo che sull'attaccante, sul centrocampista e sul difensore barra portiere, su questo non ci piove. Però non anticipiamo niente. No, assolutamente. Allora ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, ma non cambiate canale, perché al rientro vi faremo i nomi di chi il Cosenza punterà in questi ultimi giorni di mercato. Rimanete a tempi supplementari.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci per la seconda parte di tempi supplementari. Attilio, dovevamo i nostri amici da casa dei nomi, sicuramente insomma i tifosi del Cosenza, i tanti tifosi del Cosenza che seguono TEN sono lì che aspettano insomma qualche dritta, qualche indicazione. Attilio, i nomi caldi per il Cosenza Calcio? Ma le indicazioni sono abbastanza chiare, gli identikit ormai sono tracciati, un attaccante, almeno un esterno d'attacco, e io credo che se ci sia anche l'opportunità un centrocampista importante di qualità. Il Cosenza ha trattato molti calciatori, è chiaro che il budget del Cosenza non è lo stesso budget del Crotone, non è lo stesso budget di molte altre formazioni che cercano di recitare un ruolo di grande protagonista, e bisogna tener conto che il Cosenza è sempre una neopromossa all'interno del campionato cadetto. Ci aspettiamo molto, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, dal Cosenza, come il Cosenza ci ha abituato nel mercato estivo, dove lì veramente si possono raggiungere dei grandi obiettivi inaspettati ad inizio della settimana, o magari si possono prendere dei grandi boomerang che poi possono anche ritornarti indietro in maniera negativa. Il Cosenza in questo momento ha l'impellenza di dover sostituire Baclé. No, io credo che non si aspettava realmente una presa di posizione così forte da parte del calciatore, che ormai è in procinto di vestire la maglia della regina, notizia acclarata da diverse settimane. Insomma, 2 anni e mezzo di contratto. A questa notizia, Attilio, credo che i tifosi del Cosenza siano abbastanza preparati, anzi devo dire che hanno anche con grande maturità capito e ovviamente anche analizzato bene la situazione. Se ti si presenta a 33 anni un contratto di 2 anni e mezzo, è chiaro che traballi, non puoi che dire di sì, insomma, a un'offerta del genere, anche in considerazione del fatto che dall'altra parte fino al momento non c'è stata una proposta di contratto che rinnovasse il contratto stesso di Baclé. No, quello è fuori discussione, mi sembra ovvio, e i fatti ne sono ampia testimonianza. Sul mercato restano sempre Di Piazza e Perez. In questo momento non ci sono trattative vicino alla conclusione, ma sicuramente ci sono diversi interessi che possono poi tramutarsi in trattativa. Il nome caldo, Attilio, l'attaccante che tutti aspettano. Il nome caldo, il Cosenza sta trattando ampiamente Mokulu, vecchio pallino, c'è da battere la concorrenza della Juventus Under 23, e secondo quanto ci risulta sarebbe stato effettuato un sondaggio anche per Emanuele Calaiò, che piace al Foggia, piace al Brescia, vuole però rimanere vicino alla sua casa adottiva, che è Napoli. C'è stato anche un sondaggio del Crotone, non per stessa missione del presidente, però ripeto, i nomi caldi intorno al Cosenza portano anche Omeonga, che è stato richiesto al Genoa, ma in questo momento il calciatore non vuole scendere di categoria, avrebbe anche altre 2 proposte provenienti dalla cadetteria. Il Cosenza ha richiesto anche Kupic, anche qui c'è concorrenza in Serie B soprattutto dall'estero, ma ripeto, mi aspetto che il Cosenza possa da qui a breve chiudere senza dubbio un attaccante, perché ne dovrebbe fare 2 per sostituire Di Piazza, Perez e Baclé. Però negli ultimi giorni di mercato mi aspetto il coniglio dal cilindro che possa veramente far fare il salto di qualità alla formazione guidata da Piero Braglia. E perché no, anche infiammare un po' la piazza, che in questo momento ha anche bisogno di essere stimolata sotto questo aspetto. Però la prima parte di campionato di Serie B, ne stavamo parlando prima, ha dato una grande lezione. Il Cosenza sicuramente non con i nomi, ma con un atteggiamento di gruppo, di coralità, ha dimostrato, ripeto ancora una volta, di potersela giocare alla pari con tutti. Però è chiaro che quando hai più qualità all'interno della tua rosa, poi puoi sferrare assalti decisivi ai fortini di molte compagini di B. Ma anche perché nel girone di ritorno si serrano ovviamente le fila e tutti vogliono insomma ottenere gli obiettivi iniziali. Il mercato ne è testimonianza, la Cremonese per esempio, no? Che sta un po' rivoluzionando anche il modo di pensare il proprio campionato. Ceravolo in B è un prestito con extra obbligo lusso. A 3 milioni, prestito con obbligo a 3 milioni, già questo è un indizio su cosa voglia fare la Cremonese nella seconda parte di campionato. A maggior ragione hai bisogno di aumentare il tasso qualitativo, non solo, ma anche quello di esperienza del campionato, no? In determinati momenti della partita, del match in B è fondamentale dettare i tempi, rifiatare, prendersi la squadra sulle spalle, il classico centrocampista che riesca a fare questo, insomma è fondamentale in B, ma in ogni squadra ovviamente che aspira ad ottenere degli obiettivi importanti. In
B ovviamente la qualità cresce e di conseguenza lo deve fare anche l'organico rosso-blu. Però per ritornare subito al calcio giocato, Attilio, c'è già una gara importante, no? Al rientro dalle festività. C'è una gara che brucia parecchio, che è quella dell'esordio, no? Ad Ascoli, dove insomma del Duca il Cosenza aveva di fatto bagnato il proprio campionato con una splendida vittoria, se non fosse stato nel finale quel pareggio che ha un po' come dire, spezzato le ali dell'entusiasmo. No, ma il Cosenza da lì poi è stato vittima, riavvolgendo anche qui il nastro, di una serie di episodi sfortunati, vuoi anche per un pizzico di inesperienza che è stata manifestata, ma che poi è servita anche per non ricadere negli stessi errori nel corso del campionato più avanti. È una sfida complicata perché l'Ascoli ha diverse ambizioni, l'Ascoli che può rinforzarsi da qui a breve con innesti importanti sul fronte mercato. Sarà l'ultima gara di Alain Baclé, un'accoglienza di pubblico straordinaria. Ci aspettiamo che veramente il San Vito Gigi Marulla possa rendere merito a uno dei grandi protagonisti, al beniamino della piazza, ma a uno dei calciatori forse più funzionali. Però per tornare a Attilio, al di là di Baclé, sicuramente sarà un saluto straordinario, come dire, un tributo evidentemente necessario, quello che la piazza di Cosenza darà al proprio calciatore, perché Alain Baclé ha dato davvero tutto, anche di più, per la maglia rosso-blu. È stato il vero artefice e protagonista dei playoff magici del Cosenza, però c'è una gara che incombe, c'è una formazione, quella marchigiana, allenata da Vivarini, che è un allenatore di grande esperienza, un allenatore che non lascia giocare le formazioni avversarie, ed in casa il Cosenza ha un po' di difficoltà a fare la gara, ce l'ha. Insomma, dal punto di vista tattico, come inquadriamo questo match che rivede insomma i lupi ritornare al San Vito Marulla? È una squadra che ha un gran cuore, l'Ascoli, e allo stesso tempo una grande personalità. L'ultima gara prima della sosta che ha visto protagonista l'Ascoli è stata un Ascoli-Crotone 3-2 che ancora brucia, alla formazione guidata allora da Giovanni Stroppa e anche adesso. Ripeto, l'Ascoli ha grande maturità, riesce a far giocare male le squadre che affronta, ma il Cosenza, ripeto ancora una volta, sarò ripetitivo, ma il Cosenza non deve temere nessuno, mai come in casa. Il Cosenza, se fa il Cosenza, penso abbia grandi potenzialità e grandi possibilità di ottenere l'intera posta in palio, dove ci eravamo lasciati e dove ci ripresenteremo. Il Cosenza si ripresenterà, lo abbiamo detto prima, con una grande cornice di pubblico, con un'atmosfera magica, è lì però che servono i punti pesanti, perché l'Ascoli, ripeto, potrà anche essere risucchiata nella lotta poi per non retrocedere. Ripeto, è una formazione che ha un gran cuore, subisce, però allo stesso tempo riesce a controbattere agli attacchi avversari con grande efficacia. Può essere, a tuo giudizio, un grande spartiacque quello che può recitare Mimmo Mungo, fresco di rinnovo di contratto, che quando riesce a trovare spazio tra le linee è l'unico che insomma riesce a creare superiorità numerica e a essere un po' devastante, no? Sì, Garritano, Mungo, lo stesso Palmiero, un centrocampo sicuramente di qualità e di verve, quello del Cosenza nella prima parte di stagione. Forse è mancata un po' di fisicità, soprattutto in mezzo al campo. Mungo, come hai detto tu, forse uno dei pochi centrocampisti in Serie B che ha lo strappo, ma deve compiere secondo me il passaggio successivo, quello di essere più cattivo sotto porta, perché spreca tanto durante la manovra e non si presenta lucidissimo a concludere. Molte volte ha avuto l'opportunità di far male alle difese avversarie, non ci è riuscite proprio perché fin qui non è riuscito a fare quel salto di qualità in più, ma è un calciatore che è assolutamente meritato questo rinnovo di contratto, è un calciatore che ha grandi margini di manovra e che cresce sicuramente di gara in gara. Attilio, per ritornare al calcio giocato, altra gara importante quella del Crotone, ne abbiamo parlato con il presidente Gianni Vrenna. Il Crotone è chiamato subito a invertire la rotta e lo deve fare già da questo fine settimana, con una vittoria che serve davvero come il pane per dare vitalità al proprio campionato. Sì, ma chiaramente anche in questo caso bisogna giudicare l'avversario che ti trovi davanti, e l'avversario che ti trovi davanti è uno, credo, dei più difficili da affrontare in questo campionato, che è il Cittadella di Venturato, che prepara sempre molto bene la partita, con dovizia di particolari. Il Cittadella ha una grande peculiarità, quello di affrontare ogni match come se fosse una finale.
perché non ha nulla da perdere, il Cittadella ha sempre l'obiettivo di salvarsi il prima possibile e molto spesso ci riesce e molto spesso anche si proietta in obiettivi super ambiziosi. Ha una società ambiziosa ma allo stesso tempo anche molto solida. Ripeto, il Crotone dipende molto dall'atteggiamento, da tirar fuori i cosiddetti attributi, di avere la maturità anche di saper gestire i momenti più delicati del match, perché il calcio moderno, tu mi insegni Paolo, che non è solamente i 90 minuti, sono tante partite nelle partite e il Crotone molte partite all'interno della partita le vince, molte altre le perde. Il Crotone deve avere la costanza di saper gestire l'intero arco dei 90 minuti. Il rischio però, Attilio, è che se non riesci a trovare quella vittoria che ti dà morale, che ti dà spinta, come dire, il pericolo è che questo Crotone scenda e scemi anche dal punto di vista dell'attenzione. Il pericolo retrocessione insomma incombe in casa rossoblù. No, è un'eventualità che non voglio considerare, sinceramente. Io mi auguro per quello... Però bisogna guardare in faccia alla realtà. Sì, in questo momento i pitagorici, finissero oggi il campionato, sarebbero retrocessi. Con i se e con i ma nel calcio non si è mai andati da nessuna parte. Chiaro, bisogna reagire, però dicevo, partita delicata perché il Cittadella, come dicevi tu, non ti fa giocare. Il Cittadella è pericolosissimo nelle ripartenze, riesce insomma a essere letale, soprattutto quando... Il Crotone quando non deve sbagliare niente contro il Cittadella. In questo momento ha la necessità di ottenere i 3 punti e quando hai una necessità diventa difficile con la pressione addosso ottenere il massimo risultato. Anche senza convincere, basta ottenere, poi alla fine lo hai detto, basta, ma alla fine hai certificato anche tu, con i se e con i ma non si va assolutamente da nessuna parte, ma il Crotone non può sbagliare. Ecco perché i spolli, i pettinari, i calciatori che sanno reggere come la pressione. Oggi il Crotone ha molti assi da giocarsi nella manica, ma ripeto, il Crotone deve proiettarsi ad una mentalità maggiormente di caretteria, alla mentalità di dover guardare partita dopo partita e non guardare oltre, perché penso sia proprio questa la chiave di volta per poter uscire da questo momento. Concentrarsi impegno dopo impegno, con passione, anche con spregiudicatezza, perché molto spesso la spregiudicatezza e la forza di volontà in questo campionato, che è un campionato, ribadiamo ancora una volta, difficile, complicato, saremmo ripetitivi, ma questo Crotone ci auguriamo di non dover più discutere e analizzare un Crotone impelagato nella lotta per non retrocedere. Assolutamente, effettuando un ping pong, no, fra quello che è il calcio giocato e il calcio mercato, Attilio, andiamo ad analizzare invece come si stanno muovendo in zona di retrocessione e quindi le concorrenti di Crotone e Cosenza per evitare la retrocessione. Il Foggia, parto da una formazione che non è certamente abituata a lottare per questi palcoscenici. Abbiamo una telefonata. Sì, dovremmo avere però, abbiamo parlato prima di Baclé, per magia arriva al telefono il direttore sportivo della Regina 1914, Massimo Taibi. Buonasera direttore. Buonasera a voi, buonasera. Ecco direttore, insomma intanto i complimenti perché come dicevo prima in privato non è stato facile gestire un momento davvero delicato, un momento particolare che la piazza dove lavoravi insomma stava vivendo. Sei stato bravo a gestire il passaggio ma anche l'umore, isolando i tuoi ragazzi da quello che avveniva fuori dal campo con le grandi difficoltà. Oggi Massimo Taibi si riprende una grande rivincita perché ha effettuato un mercato estivo straordinario, lo dicono i risultati, lo dice la classifica, e oggi insomma si diverte anche con colpi straordinari. Ma intanto ti ringrazio. Sì, si è fatto un ottimo lavoro, ma siamo stati bravi tutti, il mio staff, è stato bravi il staff tecnico, i giocatori, ma anche la società stessa, insomma, pur attraversando un momento delicato, si è riusciti tutti a fare quadrato e pensare più al campo che ai problemi che c'erano fuori, che onestamente ce n'erano e non pochi. Però, sai, come si dice in gergo, che delle volte uno lo usa tanto per dire, ma io ci credo a questo detto, delle volte le difficoltà ti fortificano, no? ti aiutano a far tirare fuori a ognuno di noi qualcosa di più, perché comunque erano delle difficoltà contingenti, di lavorativi, non erano difficoltà esasperate. È chiaro che poi alla fine stavamo entrando in un imbuto che probabilmente
visto e considerato come si era messo, forse, o meglio, molto probabilmente si andava incontro a uno sciopero equivalente a un fallimento. Però, detto questo, ho avuto la fortuna che Luca Gallo, presidente, con Vincenzo Riti, che adesso si sono innamorati e presi a cuore le vicende delle vicissitudini di Reggio Calabria e hanno preso la regina. Questo a noi è chiaro che ci ha dato una nuova vita, una nuova linfa, e la società sono persone ambiziose, sono persone che comunque molto rispettose, persone nella loro grandezza straordinariamente umili, per cui insomma si può costruire qualcosa di importante. Il Presidente Gallo non ha segreti quando ha dichiarato che vuole portare la regina in Serie A. Adesso è chiaro che i presupposti di investimento ci saranno, ma il campo è quello che dirà se sarà così. È chiaro che adesso noi dobbiamo tenere i piedi per terra e guardare passo dopo passo. Noi, a causa di questa probabile penalizzazione, problematica di classifica, che ci toglieranno qualche punto di penalizzazione, dobbiamo puntare con la squadra che abbiamo fatto un posto nei playoff. E poi a bruciapelo per il direttore Paolo, è stato bravo assolutamente a portare a casa Strambelli, Bellomo, Dumbia, De Falco, Baclé. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo mercato della regina? Altri botti, direttore? No, io onestamente adesso con Baclé, devo essere sincero, non abbiamo ancora chiuso, siamo a buon punto, nel senso che abbiamo parlato, ma non c'è nero su bianco, e finché non c'è nero su bianco dobbiamo aspettare. Poi faremo delle uscite, perché è chiaro non possiamo stare in 40, mi dispiacerà perché il discorso degli over ci costringerà a cercare di sistemare chi è in esubero, o addirittura mi auguro di no, di mettere fuori lista qualcuno. Poi vedremo. Quanti saranno? 4, direttore, gli over da fare uscire? Ma guarda, a oggi sono 4, però un paio li ho già quasi sistemati, anche 3, perché c'è un discorso di un giocatore che ha un problema, è stato fatto a ginocchio, è probabile che prima di maggio e giugno non sia operativo, allora vogliamo vedere se è così, allora il terzo sarebbe lui. E il quarto invece c'è un paio di situazioni da uscire. Poi è chiaro che se noi volessimo fare un altro colpo dove poter migliorare, è chiaro che dobbiamo penalizzare qualcun altro, questo fa parte del mercato, insomma si è alzato, come si dice in gergo, un'asticella, e quello che fino al 9 gennaio si pensava, dal 10° deve pensare in modo diverso, dal 10 gennaio chiaramente la pensa in modo diverso. Direttore, quando arrivasti a Reggio quest'estate dichiarasti insomma tutto il tuo entusiasmo per il ritorno, un desiderio che covavi da oltre 20 anni, no? Dopo il tuo addio alla regina. Ti chiedo, quando hai guardato negli occhi il presidente Luca Gallo, no? Tu avevi in cuor tuo avevi il desiderio di riportare l'entusiasmo che piano piano, rispetto anche ai problemi che c'erano, un po' si era acceso, ma quando hai guardato negli occhi il presidente Gallo, cosa ti sei detto? Forse questo è l'anno giusto, è l'anno in cui io posso anche prendermi delle rivincite importanti sotto il profilo dell'attaccamento, sotto il profilo del grande lavoro, sotto il profilo dei risultati. Ma intanto, quando Luca Gallo, il presidente, mi ha parlato, eravamo sotto le feste natalizie e l'ho pensato che forse nei miei anni avevo fatto un errore, che non credevo a Babbo Natale, invece Babbo Natale esiste. A parte la battuta, onestamente, quando ho visto la voglia del presidente, soprattutto io il contratto l'ho firmato qualche giorno fa, ma l'investitura l'ho avuto da subito, e lì mi sono veramente commosso per un semplice motivo, al di là della dimostrazione di fiducia e di attestato importante del presidente. Ho rivisto in me una luce immensa per la mia regina, no? Dove in questi 6 mesi abbiamo lottato attaccandoci, aggrappandoci dove si poteva per tenerla in vita, perché la regina per noi, per chi come me c'è stato e vorrà tornarci da anni, è qualcosa di più di una squadra di calcio o di un posto di lavoro. Lì ho visto che la regina forse sicuramente sarebbe tornata quella di prima, e soprattutto sapevo che si sarebbe acceso l'entusiasmo come è successo, ma non ti nascondo che comunque già dai primi 6 mesi rispetto a qualche anno, all'anno scorso probabilmente si era già visto qualcosa di più
da parte dei tifosi più attenzione, più voglia. È chiaro che con questa venuta del dottor Gallo e gli acquisti che stiamo facendo dimostra che sono stati spesi dei soldi, per cui insomma la gente sta vedendo che sono cose serie. Allora quello che avevo visto quando ho fatto un Gallo che avevo previsto si sta avverando. Ecco Max, tu avevi diciamo, già le idee chiare rispetto a quello che poteva essere un eventuale rafforzamento della squadra, però adesso per te aumentano notevolmente le responsabilità, no? Perché il fatto di avere una società solida che però ti chiede i risultati quasi tutto e subito diventa sicuramente più responsabilità per te, però i fatti dimostrano che tu avevi già le idee chiare per come rafforzare questa squadra, no? I 4 acquisti certificano questo. Io ti dico, se fossimo rimasti come prima dovevamo ottimizzare i costi, cercare forse di togliere qualche pezzo importante per fare cassa, per far sì che dovessimo insomma, arrivare a fine anno, no? In tutta onestà questa squadra qua che ha fatto dei risultati importanti, per qualità prezzo che abbiamo speso abbiamo fatto risultati veramente straordinari. Dov'è che secondo me ha avuto qualche difficoltà? In mezzo al campo la punta centrale che si era fatta male subito, non siamo riusciti, non potevamo prenderla per ovvi motivi, forse un esterno in più alla San Domenico che potesse avere nelle corde il gol San Domenico. Questi sono i 3 ruoli che io a prescindere avremmo dovuto fare. È chiaro che con la venuta del dottor Gallo questi ruoli li abbiamo presi, ma il livello massimo che ci potesse in questa categoria. Per cui insomma l'abbiamo migliorata anche in questo. L'ultimo e poi liberiamo il direttore Paolo. Quanto è vicino Procopio, direttore? Guarda, onestamente è un giocatore che a noi interessa, però è un giocatore del Sud Tirol, è un giocatore che ne ho parlato anche con il direttore del Sud Tirol. È chiaro che loro non hanno tutta questa voglia di privarsi del giocatore, anche perché dovrebbero trovare un'alternativa che non è facile. In cui io ho parlato con il suo giocatore, sono un buon parlere, non ho parlato con il ragazzo. Credo onestamente a oggi, poi il mercato ci insegna che delle volte viene stravolto, a oggi credo che non sia facile per come sono messe le cose, però in questi giorni vedremo se lui è un atto, se si blocca la situazione. Direttore, ti liberiamo, ma prima di farlo però ti chiedo, insomma, grande entusiasmo a Reggio Calabria, anche gli abbonamenti, la riapertura testimonia come la gente, insomma, sia entusiasta di questa rinascita Amaranto. Ti aspetti ovviamente un giorno di ritorno dai tuoi di grande livello, anche perché con un'eventuale certificazione in Lega di un allargamento alle promozioni in Serie B, la Regina ci entrerebbe di diritto in questa lotta. Guarda, noi non dimentichiamo, ho detto prima, c'è anche una penalizzazione che ci arriverà e questo purtroppo ci toglierà qualche punto, ma è normale che aumentano le responsabilità per tutti ed è bello così. Il nostro obiettivo con gli acquisti che abbiamo fatto, poi il campo è quello che dirà se è giusto o sbagliato. Sulla carta e sulla mia testa e sulla via di tutti, l'entusiasmo che c'è in città lo dimostra, lo certifica quello che dico. Noi oggi abbiamo le carte in tavola, in carta in regola, per puntare al 10° posto, perché noi ci togliamo adesso le punte per azione, scendiamo un po', che poi può essere no, un ottavo, più alto sia meglio, ma il nostro obiettivo quest'anno è centrare i playoff, e poi sai, purtroppo ne sale un terno all'8, però dobbiamo provarci. Assolutamente, che possa essere la vostra buona. E allora, direttore, in bocca al lupo, ovviamente insomma, speriamo che la sua Regina trovi, oltre che l'entusiasmo, anche un filotto di vittorie che consentano di recuperare quella penalizzazione. Ci vediamo a Milano, direttore. Grazie. Ok. Un abbraccio. Bene, era... Aggiungiamo una postilla su Procopio, trattativa molto ben avviata. È chiaro che quando nei prossimi giorni vedremo, quando un operatore di mercato sostiene nei prossimi giorni vedremo, vuol dire che
di solito è molto vicino. Su Baclé però insomma non ci sono più dubbi, lo ha anche manca detto lui, la firma. però, no, siccome è un colpo importante, è uno di quei calciatori che fa la differenza in C, è chiaro che anche il direttore finché non c'è la firma non ci crede, anche perché ripeto era un colpo inaspettato. Ma anche veramente neanche a Reggio credevano, insomma, no, in questa, come l'ha definita anche lo stesso Max Taibbi, non credeva a Babbo Natale, insomma, no, ma per la legge, Babbo Natale è arrivato, no? Per la legge dei grandi numeri anche un direttore sportivo torna sempre sul luogo del delitto, ed è successo per Baclé. Ci ha provato in estate, ci è riuscito a gennaio, a meno di clamorosi colpi di scena, ma ripeto è una giornata molto calda perché anche le pretendenti alla promozione si stanno rinforzando sempre di più. È stata la giornata di Di Piazza al Catania, è stata la giornata di Torromino per la Juve Stabia, è un girone che si sta rinforzando sempre di più. Poi hai citato un esempio non di un restyling, di una rivoluzione, ogni giorno il Monza si regala un colpo, quindi tra dobbiamo l'altro attendere insomma lo diciamo per chi ci guarda da casa, attenzioneremo anche gli altri due gironi, non solo il girone C dove c'è il maggior numero di formazioni calabresi, proprio in ottica dei play-off. In ottica play-off, ogni settimana, dalla prossima settimana andremo a focalizzare l'attenzione sulle possibili avversarie delle calabresi, perché ricordiamolo, ad oggi tutte e 4 le formazioni sono in zona playoff, un risultato straordinario, devo dire, dal punto di vista della nostra regione. No, Vibonese, Catanzaro, Rende, Regina, ci auguriamo che ci facciano divertire fino alla fine e speriamo anche di potergli portare un po' di fortuna. Però ci sono delle vicende di mercato che in questo momento la stanno facendo sicuramente da padrone, la caccia all'attaccante del Catanzaro, il Rende che si è rinforzato con l'arrivo di Borello del Crotone. Ti fermo subito. Raffica sulla Serie C e soprattutto sul girone C della nostra divisione. Parto dalle calabresi, parto dal Catanzaro, la ricerca ostinata per un attaccante, ma non tanto per prenderlo, per un attaccante di quelli importanti. Piace molto Coriale, ma il nome più caldo resta un nome che abbiamo fatto qualche mese fa, addirittura nonostante le smentite, quello di Andrea Bianchimano, che praticamente gioca col contagocce a Perugia. La necessità anche del Rende di rinforzarsi, di confermarsi, il Rende che si è privato in ottica estiva di Minelli, accordo raggiunto con il Parma, con il calciatore che rimarrà a Rende fino a fine stagione. Piace molto anche Aua a diversi club, ma qui c'è una tempistica da dover rispettare per il riscatto dallo Spezia. E il Rende che cerca un difensore centrale, piace molto Bonetto, calciatore di proprietà dell'Inter, ma in questo momento la Regina, quasi fatta per Zivkov, sempre classe 95, in arrivo dalla Regina. Il Rende probabilmente cerca un altro difensore, cercherà anche un altro laterale mancino, se non un'occasione in attacco. La capolista però si è rafforzata ulteriormente, no? La Juve Stabia, insomma... È arrivato Torromino, una trattativa che la Juve Stabia... Potrebbe arrivare anche Castaldo? È una soluzione da non escludere, ma su Castaldo si può muovere anche qualcosa a sorpresa, non aggiungiamo altro. La Juve Stabia ha centrato, ha voluto il colpo Torromino, l'ha strappato al Pisa, la Regina ha preso Dumbia, altro calciatore molto vicino al Catanzaro. Ripeto, Bianchimano resta sempre il nome più caldo per l'attacco delle Aquile guidate da Gaetano Oteri, mentre la Vibonese invece ha scelto una strategia più conservativa, una strategia che ha pagato anche in estate, quella di non dover fare tanto per fare, ma soprattutto cercando di proiettarsi oltre ad occasioni di mercato per gli ultimi giorni. E Ciani, che in uscita possibilmente a tanto mercato piaceva la Virtus Verona, c'è stato uno stop, ma mi sa che noi dobbiamo stopparci. Sì, ci fermiamo, Attilio, per l'ultimo blocco pubblicitario, ma non cambiate canale perché al rientro ovviamente analizzeremo i match delle calabresi nella Serie C e poi occhio attento anche agli altri due gironi. Vi aspettiamo. Molte sorprese. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci per la parte terminale di tempi supplementari, tutto ad un fiato, con tantissimi argomenti legati alla Serie C. Attilio. Assolutamente, 21esima giornata ricca di emozioni, Monopoli Potenza, Siracusa Catania, Trapani Vibonese, Viterbese Juve Stabia, Bisceglie Regina, Catanzaro Rende, Derby di Calabria, Matera Sicula Leonzio, Virtus Francavilla Cavese, Casertana Rieti. Abbiamo parlato, Paolo, ampiamente con il direttore sportivo Massimo Taibbi del grande entusiasmo che si respira a Reggio Calabria, arriva allo stretto. Ma a questo punto che ambizioni può avere legittimamente questa Regina? È concreto il sogno da subito di poter centrare questa B, tanto sperata, tanto agognata e che finalmente grazie ai grandi colpi può essere quantomeno sognata?
Assolutamente sì, il Cosenza è testimone, insomma, lo scorso anno partendo dai play-off è riuscito in una cavalcata straordinaria a vincerli e a ritornare in B dopo 15 anni. A Reggio Calabria in questo momento si respira un'aria nuova, si respira sicuramente aria salutare sotto il profilo della tifoseria, come ha ben detto Taibi c'era veramente una depressione natalizia e solamente un miracolo ha salvato, o meglio, un miracolo creato dalla famiglia Praticò, non dimentichiamocelo, è una famiglia Praticò che ha dato tanto al calcio a Reggio Calabria dal 2015, facendolo ripartire con grandi sacrifici, perché il tessuto economico calabrese lo conosciamo benissimo e quindi barcamenandosi con tante difficoltà è riuscita, insomma, un po' con l'investimento pesante per il ripescaggio, un po' con grandi sacrifici a portare la Regina al professionismo, sì, dopo il fallimento dell'era Foti. Il concetto è molto chiaro, la Regina in questo momento può godere di un grande proprietario che ha grandi ambizioni anche per merito della famiglia Praticò. Assolutamente, mi sento, insomma, di dirlo, chiaramente non l'abbiamo fatto prima con Max Taibi, però il lavoro effettuato da Peppe Praticò, mi sembra sotto gli occhi di tutti, che è riuscito ad andare a intercettare la volontà del presidente Luca Gallo di acquisire un club. Ricordiamolo, Luca Gallo stava per acquistare la San Benedettese, era in procinto, insomma, di andare in un territorio diverso, invece, insomma, ha puntato forte rispetto anche alla volontà del nuovo direttore generale Enzo Liriti, originario della provincia di Reggio Calabria, anche Luca Gallo originario calabrese di Rogliano, e dunque, insomma, da lì poi una ricostruzione che è un po' anche Attilio impropria del nostro territorio, no? È difficile trovare un presidente alla Zamparini, per intenderci. Mi auguro che il presidente... No, dal punto di vista economico, ovviamente, certo, non dal punto di vista del caratteriale, assolutamente, però poi sai, quando metti dei soldi, se i risultati non arrivano, è chiaro che i primi a pagare sono chi ha le responsabilità, insomma, no? No, ma è chiaro, è la storia del calcio che lo insegna. No, mi auguro che che si ottengano i risultati di Zamparini, perché il Palermo ha centrato l'Europa League, ha sfornato grandi talenti, ma ripeto, è troppo presto per parlarne, magari ne parleremo tra qualche anno, chissà. Anche perché comunque il campionato è quello che poi, il campo è quello che determina i risultati, no? Il fatto di essere andati lì a recuperare a Viterbo un match contro la Viterbese, che è una signora squadra, ricordiamo in attacco a un certo Saraniti, non uno qualunque. No, è arrivato Zonev, arriverà Mignanelli dall'Ascoli, è una società, quella del presidente Camilli, che legittimamente ha delle ambizioni importanti, ma anche la Viterbese, parliamoci chiaro, è stata condizionata da vicende extracampo che non l'hanno fatta rendere probabilmente per come poteva. Assolutamente, però c'è sicuramente un entusiasmo di una piazza che ha di fatto già concretizzato tanti abbonamenti con la riapertura della campagna abbonamenti, l'entusiasmo impattante della nuova società, no? Anche con gli annunci simpatici sui social da parte della società, con gli indovinelli, insomma ha ridato un po' di verve. Si respira giustamente un'era nuova, ma chissà perché quando parliamo di Regina ti brillano gli occhi, no, io lo vedo legittimamente, assolutamente, ma ci brillano gli occhi quando parliamo di Rende, quando parliamo di Cosenza, quando commentiamo una cosa Crotone, positiva, e quando sicuramente la Regione Calabria esprime positività. Ne abbiamo parlato. È il sogno di ogni tifoso, no? Vedere le proprie squadre con dei presidenti che paperon dei paperoni, che mettono i soldi. È un po' la legge del calcio, del mercato, cambiano, Paolo, di giorno in giorno assistiamo a uscite, over, under, incastri, non entra nessuno se non esce nessuno, citando il buon dottor Adriano Galliani che sta facendo faville al Monza, ne abbiamo parlato qualche secondo fa, 12-13 colpi. Ne parleremo, però anche per noi abbiamo un amico in comune che del Monza ne fa una ragione di vita e che ovviamente conosce bene l'ambiente brianzolo. Tra l'altro abbiamo avuto anche al premio Fair Play in Football il tecnico Cristian Brocchi, ne abbiamo parlato, insomma è una situazione difficile perché l'avvento di Berlusconi ha dato anche qui grande responsabilità a tutto il gruppo Monza. È ovvio che adesso anche un aspetto mediatico, l'attenzione dell'aspetto mediatico ti condiziona perché ti chiedono subito i risultati. No, ma è anche la grande occasione di Cristian Brocchi, allenatore,
Cristian Brocchi allenatore, fin qui, con tutto il rispetto e con tutto il bene che si può volere a Cristian Brocchi, ha collezionato solamente fallimenti, quindi è l'occasione per poter dare veramente una mano, non solo dal punto di vista del contributo, dell'esperienza e della mediaticità, ma anche e soprattutto di intravedere la mano dell'allenatore. Quindi potrebbe essere anche un'altra avversaria delle formazioni calabresi in ottica playoff, anche perché in questo momento la classifica non concede di poter sognare alla vittoria del campionato. Un'altra calabrese, Attilio, che però ha grandi obiettivi e che in questo momento in classifica, insomma, certifica come le ambizioni vadano di pari passo con la classifica, è il Catanzaro del presidente Noto. Il Catanzaro come si sta muovendo sul mercato e come intende rafforzarsi per cercare, anche se l'impresa appare un po' titanica, di riagguantare le vespe stabbiesi. No, il Catanzaro anche qui ha scelto una tattica molto ben ponderata, quella di prendere calciatori non tanto per prenderli, ma per fare veramente il definitivo salto di qualità. Inevitabilmente manca qualcosa in attacco. Infantino piace a diverse società, tra cui l'Alessandria, piaceva molto alla Viterbese. Quando uscirà Infantino il Catanzaro chiuderà per una punta importante. Abbiamo parlato, ripeto ancora una volta, di Bianchimano, piace molto Curiale, ma in questo momento il Catania non vuole andare a rinforzare una diretta concorrente, per il Catania in stand-by la posizione anche del folletto Sarno, ma ripeto, il Catanzaro ha l'impellenza e soprattutto il grande obiettivo di centrare un grande colpo in attacco. Poi potrebbero arrivare anche altre sorprese per il centrocampo e un mercato legato anche a possibili uscite che oggi non vengono paventate all'orizzonte. Assolutamente. Attilio, poi abbiamo detto del rende, del mercato dei biancorossi ne abbiamo parlato, è un derby particolare, quello che vive insomma la formazione di Ciccio Modesto. Si va a giocare contro una corazzata del campionato senza nulla da perdere, bisogna però riscattare la sconfitta in casa contro la Paganese, brutta, che insomma non è da rende. Siamo certi insomma che nel derby si vedrà tutt'altra squadra, però dall'altra parte c'è sicuramente la formazione di Auteri che vuole strada per lanciarsi in classifica. No, forse le due più belle espressioni di calcio del girone C, da una parte quella sbarazzina senza fronzoli di Ciccio Modesto e il suo rende, dall'altra quella che è cresciuta di settimana in settimana di Gaetano Auteri. Gaetano Auteri non ha bisogno di presentazioni, è un vulcano di idee, ma è soprattutto una certezza del campionato di Serie B. Quando all'inizio stagione Gaetano Auteri si scagliava contro gli arbitri, magari dava anche qualche dichiarazione per cui noi ci domandavamo ma a che senso, a che pro? Invece il senso è emerso poi successivamente. Il Catanzaro come gruppo in quel momento forse non era pronto a recitare un ruolo da grande protagonista e Gaetano Auteri dall'atto della sua grande esperienza ha preferito fare da parafulmine, un po' come faceva José Mourinho con le debite proporzioni. Però poi il Catanzaro non ha avuto più bisogno del suo allenatore, ha avuto bisogno del suo allenatore come impatto in campo, è cresciuto, sta crescendo, ha ancora credo grandi margini di crescita, quindi non solo due grandi idee di gioco, da una parte Auteri, dall'altra Modesto, tanti temi, il giovane è quello più esperto, quindi sicuramente ci aspettiamo un grande spettacolo al Ceravolo. E sicuramente invece la partita più interessante, più intrigante, più accattivante è quella di Trapani, del provinciale, dove la Vibonese, straordinaria sorpresa di questo campionato, ricordiamolo, la neopromossa, la formazione del Patron Caffo, è sicuramente quella che in questo campionato ha dato una continuità di rendimento, no? È stata sempre lì sul pezzo, non è mai stata messa sotto da nessuno, però l'esame Trapani ci dirà tanto su quello che potrà essere il campionato dei rossoblù allenati da Nevi Orlandi, anche perché insomma da qui al 31 gennaio anche la formazione di Patron Caffo si muoverà per dare qualche elemento in più alla rosa di Orlandi. Anche la Vibonese farà indubbiamente, l'esame di Trapani come dicevi tu potrà dirci molto sulle credenziali della Vibonese di accedere ad un posto nei playoff, ma non credo sinceramente che se la Vibonese continuerà su questa falsariga che abbia problemi ad entrare nel lotto dei playoff, e questo sarebbe ipoteticamente un grande risultato. La Vibonese è una neopromossa, è una squadra calcolatrice, è una squadra che ha una sua identità solida, certo non esprimerà un grandissimo calcio, ma di visioni di calcio nel girone C se ne vedono poche, è la classica squadra da Serie C la Vibonese. Io ho visto solo, Attilio, solo il Foggia di Stroppa
e di De Zerbi prima. Sì, Strop ha vinto, De Zerbi no. Praticare quel tipo di calcio era Strop, bravo, hai ragione. Ho visto Strop giocare, arrivare fin all'area piccola di rigore avversaria e realizzare gol, quindi insomma lì il paradosso magari potrebbe essere ritornando al passato, e gli rimproveravano Giovannino Strop a Foggia proprio questo, insomma, il non essere troppo incisivo durante il campionato, eppure l'ha vinto. Il non essere, tra virgolette, anche Roberto De Zerbi, che poi ha grandi idee, può essere seguito dal Barcellona, ha un grande futuro, ma in quella circostanza i risultati hanno detto che De Zerbi il campionato non l'ha vinto, mentre Stroppa lo ha vinto. Quindi chi si è divertito di più? Io credo Giovannino Stroppa. No, si è divertito sicuramente Giovanni Stroppa, però, ripeto, è un'espressione di calcio molto spesso quella della Vibonese, ritornando per un attimo alla formazione guidata da Nevio Orlandi, che non fa brillare certamente gli occhi, ma ripeto ancora una volta, è la classica squadra della Serie C nel vero senso della parola, soprattutto considerando anche i prossimi impegni che vedranno protagonisti la formazione di Nevio Orlandi, non solo quello di Trapani, ma successivamente anche quello nel derby contro il Catanzaro. Quindi un tour de force importante che noi seguiremo anche nei nostri tempi supplementari. E sarà anche una grande rivincita, no? Quella del play-off, del play-out, lo ricordiamo tutti, insomma, dove il Catanzaro riuscì a salvarsi proprio nel play-out fratricida contro la Vibonese di 2 anni fa. Insomma, la Vibonese è ripartita con grande entusiasmo, anche non troppo velatamente, insomma, il sogno è quello di regalare qualcosa di grande, no? La partecipazione ai playoff già sarebbe un risultato straordinario, poi però l'appetito viene mangiando, no? Sì, sì, è un discorso che condivido anche le virgole, però la Vibonese... Anche se davvero, Attilio, quest'anno i playoff saranno straordinari, scoppiettanti, perché ci saranno davvero formazioni di grandissimo livello, ci saranno grandi calciatori. C'è una seconda parte di campionato però, Paolo, assolutamente infuocata, quella che si prospetta all'orizzonte, cioè inutile girarci intorno. Ogni formazione calabrese ha i suoi obiettivi. Abbiamo parlato ampiamente quest'oggi della Regina, che ha l'obiettivo di disputare un campionato straordinario, il Catanzaro che forse come non mai parte in sordina quest'anno, ma potrebbe essere anche la fortuna della formazione guidata da Gaetano Attari in panchina e presieduta dal presidente Floriano Noto. Ripeto, sarà una seconda parte di campionato straordinaria che ci apprestiamo a vivere con match importanti e purtroppo, Paolo, con tante società che non vivono un bel momento. Abbiamo assistito da vicino alla vicenda Matera, ma anche alla vicenda della diaspora della Propiacenza, presieduta anche qui da un presidente che non si capisce mai cosa vuol fare da grande. Abbiamo battezzato, tra virgolette, a Fair Play in Football l'arrivo di Maspero, del direttore generale Londrosi, però ripeto, è sempre meglio magari non fare il passo più lungo della gamba per poi magari ritrovarsi in un calcio sempre più complicato. Con più di 30 calciatori in rosa diventa difficile, poi 32, 33, magari due che si allenavano e nemmeno sapevano chi era. È un campionato sicuramente che ha bisogno di una grande riforma, Attilio, lo abbiamo detto più volte, ha bisogno di forse anche diminuire le partecipanti, ma sicuramente dare quella solidità economica alle società, garanzie molto più concrete, cioè ti iscrivi al campionato se certifichi. Penso che lo slogan deve essere chiaro: meno parole, più fatti. Per questo non servono attrici, con tutto il rispetto e il bene che si può volere a Cristiana Capotondi, che è una grandissima professionista, mi auguro possa fare il bene della Lega Pro, ma per cercare di risollevare un movimento, una categoria, prima di tutto serve una riforma dal punto di vista generale, ma servono uomini di calcio. E Cristiana Capotondi, con tutto il rispetto, fin qui può avere una grande passione, pure io ho una grande passione per il bricolage, quindi che vuol dire che so fare il bricolage? No, assolutamente no, era un esempio, non mi piace il bricolage, assolutamente. Però, ripeto, servono uomini di calcio, meno chiacchiere, assolutamente più fatti. Attilio, abbiamo parlato della Vibonese, ma non mi hai fatto dei nomi in relazione al mercato dei rossoblu di Vibo Valencia, un nome caldo in entrata, so che qualche uscita c'è, ovviamente in relazione poi alle uscite ci saranno i movimenti in entrata, ma c'è un obiettivo che insomma il DG Beccaria ha puntato?
No, il DG Beccaria e anche il direttore sportivo Lo Schiavo piaceva molto il profilo di Cernigoi, che però è molto vicino alla Serie B, molto vicino alla Salernitana, così come molto piaceva il profilo di Gonnella, ma l'identikit è sempre stato tracciato, quello possibilmente di un attaccante qualora uscisse Ciani e perché no di un difensore per cercare di innalzare il livello qualitativo del reparto. Quindi ripeto, anche gli ultimi giorni saranno targati vibonesi, questo è certo. Assolutamente. Attilio, c'è anche un aspetto, diciamo, mediatico del campionato, no? C'è una Juve Stabia nel girone C che sta volando, c'è un Fabio Caserta straordinario, no? Veramente un campionato, quello del tecnico reggino, incredibile. È vero che conosce l'ambiente stabiese, è vero che ha grande voglia di emergere, però non ci si aspettava sicuramente una Juve Stabia così lontana dalle altre, ci si aspettava una Casertana che insomma iniziasse a volare, invece la Casertana è in grandi difficoltà in questo momento. No, la Casertana ha puntato tutto sui nomi, ha puntato su Vacca che è andato via, ha puntato su Castaldo, ha puntato su Zito, ma la Casertana probabilmente aveva bisogno di tutt'altro, Floro Flores, ma le idee, i nomi nel calcio, le idee contano, i nomi poco. Se i nomi non danno e non esprimono quanto ci si aspettava, alla fine è un problema, anche perché soprattutto nel match contro il Rende la Casertana ha dato l'impressione di essere una squadra allo sbando sotto tutti i punti di vista, una squadra che sicuramente faceva la differenza con le potenzialità del singolo, ma una squadra che non aveva una guida, non aveva un'identità, e questo sicuramente fa riflettere per una grande piazza come Caserta, che indubbiamente merita anche il meglio. La Juve Stabia è a immagine e somiglianza del suo allenatore, anche in questo caso il presidente Maniello si è dovuto trovare molte volte da solo ad affrontare mille difficoltà, mille impegni economici, ma anche qui ha trovato un vero e proprio profeta come Fabio Caserta. Fabio Caserta è uno di quegli allenatori che sicuramente vedremo nel giro della prossima Serie A nei prossimi 1-2 anni. Se dovesse centrare questo miracolo sportivo contro la Juve Stabia, sicuramente molto sarebbe proprio di Fabio Caserta. Ma ripeto ancora una volta, è un campionato aperto, il Catania cercherà di tornare in corsa, ma per chi chiaramente si fosse messo in collegamento adesso non scopro certamente l'acqua calda, molto di questa Juve Stabia è Fabio Caserta. Assolutamente. Negli altri gironi invece c'è il Pordenone, Attilio, che sicuramente ha grandi mezzi economici, il presidente Lovisa insomma non bada a spese, tecnico straordinario Attilio Tesser. È un Pordenone che a tuo avviso insomma può essere la formazione che vincerà poi di fatto questo girone e volerà in Serie B finalmente, aggiungo, dopo gli investimenti fatti. No, ma un mercato che doveva consegnare molto da Attilio Tesser invece ha consegnato pedine secondo me anche funzionali. Il Pordenone ha deciso anche in questo caso di non spendere e espandere, ma di prendere pedine funzionali con il direttore operativo Matteo Lovisa e il tecnico Attilio Tesser, ma c'è anche la Feral Pisalò di Mimmo Toscano, il Novara, tante formazioni che si ributtano nel mare magnis del campionato, pronto ad essere comunque importante e spettacolare. Una formazione che attenzioneremo, Attilio, la prossima settimana sarà la Carrarese di Baldini, che sicuramente è una formazione di grande rispetto e che sta facendo benissimo. Siamo giunti davvero in conclusione a questo primo appuntamento di tempi supplementari. In conclusione ovviamente ringrazio il mio compagno di viaggio Attilio Malena, che ritroveremo puntuale con tantissime notizie anche giovedì prossimo. Grazie e arrivederci a tutti, a giovedì prossimo, sempre tempi supplementari, sempre su TEN, canale 10 in Calabria. Ciao! Allora non cambiate canale, rimanete sintonizzati con la programmazione di TEN, noi vi diamo appuntamento, appunto, come ha detto Attilio, a giovedì prossimo, sempre alle 21. Ciao! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.